Buonasera. Buonasera, buonasera. Calcio Napoli 24, come si chiama? Giacomo. Giacomo, è chiaro che c'è una delusione che sembra quasi riduttivo definire tale, si vede dalla faccia di quello che penso sia tuo figlio. Ciao, come ti chiami? Carlo. Ciao Carlo, facciamo uno ciascuno, commento sulla partita innanzitutto. Molto deludente, Napoli molto giù di carattere, non riusciamo più a vincere nemmeno con le squadrette. Da cosa può dipendere questo ondivagare dei risultati, questo essere super contro il Monza, poi cadere in casa contro l'Atalanta, questo risultato contro il Frosinone? Ma tutto parte dal presidente, è andata così quest'anno, speriamo che l'anno prossimo sia migliore. Carlo, almeno gli diciamo un Forza Napoli. Forza Napoli. Era così, va bene lo stesso, grazie. Forza Napoli. Sì. Ciao. 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 Buonasera, uno alla volta, uno alla volta. Stanno pensando già all'altra stagione e alle squadre che dovranno andare, quindi è finita. A chi ci stiamo riferendo nello specifico? Ischia, a Di Lorenzo, a Osimhen e a qualcun altro, quindi se ne devono andare, se ne vogliono andare, però a me finite di giocare. Mamma mia, che cavolo veramente! Stanno pensando già all'anno scorso dove andare e vabbè, già capito che volete andare in altre squadre, ma fate finire il campionato per bene e che diavolo. Oggi è una grandissima delusione perché era la speranza di andare ancora in Europa. Dispiace perché c'era stato un buon primo tempo e si poteva chiudere benissimamente la partita sul 3-0 e anche un buon primo tempo di Meret che poi subito ha deluso nel secondo. Dispiace tanto, con oggi vanno via secondo me tutti i sogni per andare in Europa. Un'annata proprio che è iniziata male e finirà male. Dispiace tanto perché ogni volta nelle partite decisive non riusciamo a dare mai la svolta per farci sognare. È l'ennesima delusione. Posso dire sempre solo Forza Napoli. Nonostante tutto. Sono d'accordo con l'amico, oggi è una partita un po' anomala, no? Che il primo tempo potevamo benissimo 4-5-0, come gol sfumati, gol manciati, occasione. Poi c'è stato quell'infortunio di Meret nell'occasione dell'1-1. Niente, la partita oggi poteva essere veramente la partita che quella speranza che era rimasta per lottare un posto in Europa, ma poi basta, si è spenta e abbiamo conclusione del il secondo gol è stato non si capisce, là, un rinvio sbagliato, non hanno contrastato, vabbè, comunque è andata così, dai, comunque sempre Forza Napoli. Senti, l'anno prossimo quale allenatore per poter ripartire alla grande? Ma qua bisogna vedere prima i calciatori e poi l'allenatore, secondo me, perché qualcuno di loro va proprio a tre, devo dire proprio la verità, proprio dicendo le parole, le cose come stanno. Qualcuno di loro fuori forma, fuori condizione, non hanno voglia, faccio pure i nomi tipo Anghissà, tipo qualcun altro che si vedeva proprio. Comunque niente, da rifondare, minimo 6-7 elementi da rifondare, secondo me. Facciamo anche i nomi, dobbiamo fare i nomi come Giuseppe Conte, grazie amico mio. No, Giuseppe Conte, il vecchio, no Antonio Conte, Giuseppe Conte, il vecchio primo ministro. No, ma ti ripeto, l'allenatore è in secondo momento, ma secondo me bisogna cambiare qualche calciatore, secondo me. Grazie. Ciao, grazie a te. Eccoci qua, attenzione, no. Allora, insieme, forza, tutti e due. Presentatevi. Guglielmo, sono Guglielmo. Che si batte il petto col simbolo del Napoli. Vittorio. E Vittorio, Guglielmo. Oggi è stata una partita un po' scandalosa da entrambe le parti, difesa in attacco, perché abbiamo avuto più volte la possibilità di trovare pure il 3-4-0 se dobbiamo dirla tutta, però Osimhen oggi male proprio, a parte quel gol che diciamoci la tre di noi, forse era fuori gioco, forse no. Pure la difesa doveva un po' migliorare, colpo di testa, abbiamo levato Juan Jesus perché di testa faceva schifo. Abbiamo messo proprio che è andato bene. Oggi forse l'unico che si salva veramente è forse Osimhen col gol, ma nemmeno forse. Neanche troppo. Grazie. Oggi Napoli ha perso la possibilità di entrare in Coppa, almeno l'Europa, solo questo ci è rimasto, buttata proprio da Meret. Guardate, veramente. Ha parato anche un rigore, povero Alex, ha fatto una partita un po' sulle montagne russe. Sì, però comunque l'errore è stato troppo grande, secondo me. Per quanto mi riguarda, la stagione è finita qua. Allora ce ne andiamo onestamente. Sempre Forza Napoli però sempre. Forza, chi c'è? Ciao ragazzi. Speriamo solo che finisce questa stagione, ragazzi, Okay. Perché non ne possiamo più. Come si chiama lei? Purtroppo Maurizio. È una stagione fallimentare, è stato tutto toppato. Abbiamo qualcuno da cui ricominciare, un allenatore, un calciatore, una speranza? La speranza resta solo su Cavaschella, su
qualcuno tra Anguissà, ma poi il resto tutto mercenari, devono andare via perché la maglia si deve sudare. Tutti mercenari, bisogna andare via. C'è la tesi del mercenario, La partita la dobbiamo chiudere al primo tempo, queste partite vanno massacrate se vogliamo prendere la Champions. È un massacro, bisogna andare tutti via, anche Di Lorenzo mi sta deludendo. Tutti mercenari. Manco uno si salva. No, qualcuno dico Osimhen. Eppure lui andrà via. Sì, ma penso di sì. Già sta da un'altra parte, anche Zievischi già sta con l'Inter. Va bene. Io ho un'altra teoria, secondo me oggi, proprio a ora di pranzo, hanno fatto un bel biscottone che sapeva di Frosinone perché a loro serviva un punticino che stanno lottando per la salvezza. Noi ormai il campionato nostro l'abbiamo fatto. Comunque se c'è qualcuno da ripartire io penso che bisogna prendere l'allenatore e in base alle direttive dell'allenatore prendere i giocatori con i soldi che prende dalla cessione di Osimhen e qualcun altro. Poi un'altra cosa, sono molti che se la prendono con Meret, non è all'altezza, però non lo proprio crocifiggiamo, anche se fa un sacco di errori, però per me non è da Napoli. Però non Che voto gli daresti oggi? Tra il rigore parato e il rigore per il gol procurato? Sì, diciamo che si è quasi salvato col rigore parato, però ha fatto l'errore sul gol poi dell'1-1, quindi penso che più di 5 non merita. Ma in generale rispetto a tutta la stagione che ha fatto, non ha fatto una stagione positiva. Mio figlio voleva salutare qualcuno? Ciao! Ciao, Come ti chiami? Giovanni, Chi vogliamo salutare? tutta Napoli. Bravissimo. E allora gridiamo un Forza Napoli, però bene. Forza Napoli! Bravo Gio. Grazie. Ciao. Nella buona e nella cattiva sorte anche lui voleva fare un saluto. Alla telecamera. Vai, ciao, Ciao mamma. Ciao. Mi scusi, allora vorrei dire solo una cosa, qui come siamo messi non ci qualifichiamo neanche per la Coppa del Nonno. Purtroppo, non gli possiamo dare nemmeno tutti i torti. Tanti bambini, lei come si chiama? Io Luigi vengo da Pompei e per il bene del Napoli spero che le ultime 3 partite i tifosi del Napoli non ce ne presenta nessuno al San Paolo. Addirittura disertare lo stadio, perché Luigi? Disertare allo stadio, ma è inutile protestare così una partita che si vede che è falsata. Questa è una partita falsata in tutti i modi. Perché? Come si fa a fare un gol e Osimhen solo davanti alla porta lo butta fuori? Ma poi gli caliamo il gol dell'1-1, pariamo un rigore e poi dopo non giochiamo. Ma io non lo so. Mio figlio però vuole dire sempre la solita cosa. Cosa vuole dire il figlio? Forza Napoli! E non si sbaglia mai, grazie a voi, Aspetta, c'è qualcuno che dice la colpa è De Laurentiis. Vieni. Facci sentire. Come la vedi? Non fate i timidi. Niente, si è intimidito, ci andiamo noi vicino. Ciao, come ti chiami? Gianmarco. Perché secondo te la colpa Perché la colpa è sua, la gestione è sbagliata. Dove ha sbagliato? In cosa ha sbagliato? Cosa avrebbe potuto fare meglio? Cosa ha potuto fare peggio? Ha sbagliato tutto. Tra allenatore, mercati, giocatori che non ha rinnovato l'ingaggio, non ha aumentato l'ingaggio. La colpa è sua. Per la prossima stagione da chi ripartiresti a questo punto? Diamogli un consiglio, aiutiamolo. Uno solo, Antonio Conte. Solo lui. E basta. Solo lui può salvarci. Ok, grazie a voi. Allora ragazzi, voi volete fare un commento, un'analisi per la partita, dire un Forza Napoli? Sempre Forza Napoli, e questo Napoli poteva fare di più perché abbiamo parato un rigore, però il primo gol è come se l'abbiamo regalato. Spero che l'anno prossimo il Napoli prende fiducia e fa un buon campionato. C'è un calciatore che vorresti proprio con la maglia del Napoli, che il Napoli comprasse? Un sogno proprio che dici, se viene lui vinciamo un'altra volta lo scudetto? Ci sono tanti giocatori forti, io vorrei Ronaldo. Ronaldo, anche se sta facendo grandicello pure lui, però comunque è sempre forte, hai ragione. Tu invece? Io vorrei Mbappé al Napoli. Mbappé, là si spende anche di più. E invece? A me Messi. Per una vergogna a Sud abbiamo fatto una vergogna, è solo una vergogna per questo Napoli che ha fatto schifo. Cioè, che dobbiamo fare? Cioè, non ci ha dato il rigore. Contro il Frosinone ti aspettavi una partita più facile, diciamo? Me l'aspettavo 6-0 questa partita. Secondo te le ultime partite ci possiamo avere qualche speranza? Vabbè, sì, possiamo avere una speranza. Ci proviamo. Dai. Ragazzi, ci raccogliamo tutti e gridiamo un Forza Napoli, vi va? Tutti quanti davanti alla telecamera, però guardando lì, eccoci qui al 3, 1, 2, 3. Forza Napoli!
Bravissimi, grazie ragazzi, grazie. Andiamo avanti, c'è anche lui che voleva fare un saluto. Sì, lo sappiamo, però facciamo anche un commento per la partita per i nostri spettatori. Il commento è semplicemente che quest'anno il Napoli purtroppo è questo qua, diciamo scambiare con uno scudetto per 5 anni così. Nel frattempo ormai ci rassegniamo, insomma, se vinciamo già da un po'. Non ci può fare nemmeno l'Europa League, nulla. Ma non so neanche quanto ci convenga, preferisco partita a zero, se Europa League fa piacere se ci andiamo, voglio dire, però meglio voltare pagina e aspettare che sta stagione finisca presto. Va bene. Grazie, buon rientro, buon ritorno. Ormai è un abitué dei nostri post partita. Vabbè ragazzi, che devo dire, dobbiamo archiviare solo questa stagione, che ormai non lo so a cosa dobbiamo puntare, a non retrocedere, non lo so, se prima la Champions, ora l'Europa League, la Conference, che puntiamo a fare? Andare a giocare in quei campi norvegesi una volta a settimana, ma per fare che? Quindi secondo me concentriamoci già sulla prossima stagione, facciamo una programmazione giusta, no come è stata fatta quest'anno con De Laurentiis che ha fatto il protagonista purtroppo. Cos'è andato storto oggi? Perché c'è stata l'impressione a più riprese che questa partita potesse finire con un risultato positivo. Intanto il Napoli la poteva chiudere già nel primo tempo, perché Osimhen ha sbagliato 2 gol, Zielinski la stessa cosa, quindi poi se non la metti in saccoccia subito è difficile poi, perché ovviamente in difesa non siamo molto stabili e si è visto, quindi poi la partita si è complicata dopo il pareggio ed è andata a finire come è andata a finire purtroppo. Ci sono ancora dei dubbi sull'impiegare un calciatore come Zielinski che sicuramente partirà, o uno come Osimhen? Ma secondo me io li lascerei direttamente in panchina, perché hanno già la testa altrove, fare giocare giocatori che almeno hanno voglia di mettersi in mostra, anche un giocatore della primavera, un giovane che vuole farsi notare, sicuro ci mette più determinazione di Zielinski e Osimhen, ne sono certo, che non è possibile un giocatore che vale così tanto, che prende 10 milioni all'anno, che non riesce a fare gol davanti alla porta, prende Turati, lo prende in pieno, lo colpisce, com'è possibile? E poi ragazzi ha sbagliato tutto De Laurentiis, che non è possibile che Kvara abbia ancora quell'ingaggio, è ovvio che nello spogliatoio ci siano questi disguidi che dicono Osimhen prende 10 perché io devo prendere 1,5, 1,7, non è possibile. Grazie, buon rientro. Prego ragazzi, siete in tre, quindi vi presentate. Sono Fabio, Matteo, Antonio. Allora facciamo una frase, però proprio di quelle che descrivono la partita in poche parole, una ciascuno. La sentite? Cominci prima tu. C'è confusione tattica, non c'è mordente, i giocatori non ci credono, sono svogliati e uno stadio così caldo non merita una prestazione del genere. Purtroppo vincono sempre i tifosi, soltanto i tifosi. E nonostante l'anno scorso abbiamo avuto un grande sogno realizzato ed è grazie a loro, non meritavamo una stagione del genere, non con quel scudetto in petto che non è stato onorato se non dalle persone sugli spalti. Basta. Ci sono sugli spalti che hanno anche omaggiato Spalletti, hanno fatto dei cori nel prepartita, Politano davanti a lui ha segnato ancora una volta in continuità rispetto all'ultima gara, se l'è meritato un posto all'Europeo? Assolutamente sì, Politano nonostante tutto sta facendo una grande stagione, diciamo forse uno dei pochi che si riesce a salvare lì in mezzo. Assieme a? Sicuramente sempre Lobotka che è sempre costante nonostante tutto e basta credo. Solo una cosa vorrei dire, davanti a uno stadio del genere che nonostante tutto ha continuato a supportare la squadra, io non capisco come sia possibile concedersi tante disattenzioni dal punto di vista sia difensivo che offensivo, che comunque Osimhen nel primo tempo ha mangiato 2 gol praticamente a porta vuota e questo è completamente inaccettabile per un attaccante di quel calibro, pare. Solo questo. Kvaratskhelia non l'ho sentito tra i salvati. Kvaratskhelia ci sta provando, però è sotto rendimento, indubbiamente. Probabilmente tra i pochi quelli che si salva un po', ma se consideriamo il livello della squadra è anche facile salvarsi a questo punto. Lobotka sicuramente e poi la squadra in generale. Cioè a questo punto l'impressione che mi ha dato questa partita è che il Frosinone potesse segnare da un momento all'altro e il fatto che sia una squadra di così basso livello che ci dia questo sentore
è un problema. Una squadra del Frosinone che sta lottando per qualcosa, a differenza del Napoli che ormai sembra aver tirato i remi in barca. Deve metterci quest'ansia addosso. Molte squadre vengono a giocare a San Paolo e ti danno quell'impressione di poter vincere la partita, però parliamo di un Inter, di una Roma. Il fatto che sia il Frosinone ci fa capire che dobbiamo aspettare l'anno nuovo. E allora, cioè, quest'anno è andata. Per l'anno nuovo con quale allenatore cominciamo? Un nome a testa. Conte magari. Conte. Speriamo Conte. Speriamo Conte. Non per il gioco. Conte però mi preoccupa un po', ti dico la Perché? verità. Come investimento societario mi preoccupa, comunque è un allenatore che richiede un certo investimento, no? Dargli anche una certa libertà dal punto di vista di mercato, e in un'ottica di un Napoli che dovrebbe ricostruirsi e quindi magari forse puntare allo scudetto, lo so, forse è una scelta azzardata, diciamo così, però diciamo il nome è quello, quindi non vedo tante altre buone ipotesi, ecco, mettila così. Grazie ragazzi, buon rientro. Sempre. Abbiamo i nostri editorialisti, che ricordiamo però il nome, guardando in telecamera. Io mi chiamo Michele. Michele. Io Flavio. E Flavio. Abbiamo anche un terzo. Mattia. E Mattia. Michele, a te il tuo editoriale, vai. Allora, secondo me tutto è partito da quando abbiamo tolto Spalletti, perché secondo me Spalletti doveva rimanere un altro anno. Poi ci siamo tolti Kim, abbiamo venduto Kim che secondo me doveva rimanere, e poi abbiamo fatto degli acquisti che non sono all'altezza. Ad esempio Nathan è bravo, però non è all'altezza di Kim. Pure anche Garcia secondo me è bravo, ma non è un allenatore da scudetto. E poi abbiamo fatto gli acquisti a gennaio, non è andata molto bene, però sempre forza Napoli. Sono contento dell'anno scorso che abbiamo fatto un gioco che mai nessuno ha fatto in Italia, però sono contento anche per il mio cuginetto che tifa per il Frosinone, magari si può salvare la sua squadra. Abbiamo fatto un favore al cuginetto, sei contento? Sì. Che dici, riusciamo a salvarci quest'anno? Sì, è stata una partita molto difficile, solo che il pareggio ci voleva. Bravo che dira. Va bene, grazie. Pure Osimhen. Pure Osimhen non è male, pure Osimhen. Concludiamo alla grande? Allora, io sono andata al campo, ero emozionato, e poi all'improvviso io dovevo andare a prendere la maglia del Napoli, e poi all'improvviso ho visto Spalletti che sta andando allo stadio, e poi... Hai sperato che si sedesse in panchina oggi? Sì, ma... E poi sono sceso in campo e poi ero sempre emozionato perché i calciatori mi mettevano la mano, mettevo così. Grazie. Forza Napoli? Sì, sempre Forza Napoli. Grazie ragazzi, grazie. Allora, c'è la nostra c'è un altro amico che... Un altro tifosissimo. Allora, c'è chi fa un segno in un lato e un segno in un altro. Presentiamoci entrambi allora. Mi chiamo Paolo. Paolo? Domenico. E Domenico. Chi facciamo cominciare? A Paolo, Domenico? O vuoi cominciare tu? Allora, vai. dopo la conquista scudetto, non ci meritiamo questo. Meritiamo più rispetto. Meritiamo più rispetto. È un po' dall'inizio che stiamo giocando così, stiamo giocando un po' male. Ci dobbiamo mettere con la testa e col pensiero che almeno le ultime partite le possiamo anche vincere. Ci sta. Va bene. E niente, come detto da mio figlio, dopo la conquista dello scudetto meritiamo più rispetto, perché non è possibile una squadra l'anno scorso ha stradominato dappertutto in Italia e in Europa. Meritiamo questo, non esiste proprio, Dela non esiste proprio. Comunque sempre Forza Napoli. Sempre. Grazie e buon rientro. Abbiamo altri amici, prego ragazzi, a voi regalo speciale, intervista Rossella Pezzella. Prego Rossella, penso che siete anche leggermente più felici, ho visto un sorriso sulle loro facce. Ragazzi, allora Napoli che non vince non convince. Cosa vi aspettate a questo punto? Da dove ripartire? Dall'anno prossimo, perché quest'anno già è andato tutto perso, ora dobbiamo sperare solo nella conference almeno, speriamo. Tu invece?
Spero anche di non entrare in conference senza coppe, così l'anno prossimo potremo fare meglio. E per quanto riguarda il futuro del mister, di chi sarà sulla panchina del Napoli, se dovesse andare via Calzona, chi preferireste? Conte. Per quale motivo, se posso? Perché ha più esperienza in Premier League, quindi ha un sacco di esperienza. È un allenatore con mentalità vincente. Me lo urlate un Forza Napoli? Forza Napoli sempre! Grazie ragazzi. Grazie. E allora in attesa c'era un altro amico che voleva Volete fare un venire? saluto. Stava facendo la foto, prego. Ah, loro, è tutta una famiglia allora, è tutta una famiglia che comunque stava già insomma intervenendo. Noi ci spostiamo un po' più a favore di Sole, perché giustamente salutiamo il nostro amico Francesco alle spalle della telecamera lo ringraziamo, ovviamente vogliamo ringraziare anche a Vittorio Bernardo in regia, tra un po' andremo ovviamente dal nostro Ciro. Stella, ci ritroviamo a commentare una partita che effettivamente non ci aspettavamo potesse avere questo epilogo. Il Napoli è vero che ha dato la sensazione di poter subire gol, ma al tempo stesso anche di poterne fare. Abbiamo anche intanto Antonio che per ora ci fa da scenografia, però ciao Antonio. Ciao. Allora Antonio, chiedo io a te, cosa ne pensi di questa partita? Come vedi il Napoli? Come lo vedi proiettato in un futuro, verso fine campionato? E cosa vorresti cambiare? Ecco, adesso metà squadra bisogna cambiarla perché poi il pareggio, io do colpa al Meret che ha fatto quella stupidaggine. Dici colpa a Meret nonostante il rigore parato? Sì, perché dopo c'è quella stupidaggine Napoli vinceva 2-1. Ok, però ci sono state anche tante occasioni sprecate da Osimhen, da Zelinski. L'ho visto quella là. Quindi diciamo che la colpa non è in toto di Meret. Ci sono gente che si lamentano, io e Napoli l'Europa ce la fa ancora perché sono 6 partite. Quindi tu credi che il Napoli possa riuscire ad arrivare in Europa League? Sì, in Europa League quante ne vanno? 2, 3, quanto? 3. Tutto il campionato e uno dalla Coppa Italia. Siamo là, facciamo la Conference League, ma poi ci stanno ancora 6 giornate. Quindi tu sei fiducioso, noto che tu sei fiducioso. Sabato vinciamo a Empoli sicuro. E invece per quanto riguarda il futuro della panchina dei partenopei, chi ti aspetti l'anno prossimo? Io non lo so, do una notizia anticipata. Io penso a Antonio Conte. Antonio Conte. Va bene Antonio, grazie mille per essere stato con noi. Vuoi fare un saluto? Se non faccio il saluto il solito. Ciro, ti sei nascosto, io ti ho detto che andavi in Serie B e in Serie B sei andato. Io non mi sbaglio mai, Ciro Novelli sta in diretta. Sta in diretta e ti ascolta e ti manda anche dei baci. Sento in cuffia, c'è un bacio virtuale per te. Io te l'ho detto che andiamo in Serie B, noi andiamo in Europa League, te lo dico io. Andiamo in Europa League. Lui diceva che la Juve Stabia sarebbe andata in Serie B e ad oggi dice che il Napoli andrà in Europa League. Ma ci sono 6 partite, c'è ancora la Roma qua, il Bologna. Dobbiamo vincerle tutte. Non siamo capaci di battere il Frosinone. Io Antonio non vorrei smorzarti l'entusiasmo, però la vedo un po' dura. Però sentiamo le motivazioni. Il Napoli ha perso lo scudetto da 10 punti. Ma potete vedere che non... Quindi tu dici che facciamo come un gol al 90esimo e recuperiamo questa stagione? Abbiamo vinto, però anche a Monza abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche a Monza, forse solo a Monza nelle ultime 5 partite. In casa può dare il Frosinone, il Napoli si è rialzato perché se era una squadra più forte la giocava. Invece con il Frosinone... Beh, però Antonio, perdonami se ti interrompo, contro l'Atalanta che è una squadra più forte oggettivamente del Frosinone, il Napoli si è rilassato, non ha proprio iniziato a tentare la vittoria. Io cambierei mezza squadra io. Quindi la soluzione sarebbe cambiare mezza squadra. Sì, Grazie, Antonio. Grazie Antonio. Ciao. Abbiamo un altro tifoso con noi. Ciao, ci ricordi il tuo nome? Ernesto Colella. Oggi prestazione proprio deludente, Osimhen si è divorato 2 gol ma poi non sono proprio motivati. Il Bologna ieri ha pareggiato, noi oggi l'abbiamo schiattata proprio a capo, dovevamo chiudere il primo tempo 3-0 e rilassarci il secondo, invece un'altra volta ci avete delusi. Ma la colpa è tutto quanto il Presidente, è che ti stai filando i cuminà, hai distrutto un giocattolo perfetto, li apavà chi si cali, devi motivare, altrimenti non andiamo a nessuna parte. Forza Napoli. Prossimo allenatore. Grazie mille. Prossimo allenatore? Antonio Conte. Bene, vedo che è comune comunque la preferenza di Antonio Conte e oserei dire logicamente, giustamente, diciamo che è un po' il sogno di tutti, no?
È evidente che quando le cose vanno male serve dare anche un segnale, si ha bisogno di un segnale. I tifosi vedono in Antonio Conte un allenatore che ha vinto tanto con la Juventus, che ha avuto nella sua carriera un profilo internazionale sedendosi sulle panchine di Chelsea e Tottenham, e quindi è chiaro che ci si lascia trasportare da quello che oltre ad un valore anche un po' dal palmarès dell'allenatore stesso. Però poi è tutto da vedere, è tutto da capire se effettivamente accetterà l'ipotesi partenopea. In settimana abbiamo raccontato come ci sia il Napoli tra le sue possibili scelte, ma che non sia l'unica né tantomeno che sia la prima. Primo discorso. Secondo discorso, nel momento in cui accetta, proviamo ancora a far combaciare l'anima del Napoli e quella di un allenatore abituato a chiedere e ad ottenere. Altro momento di difficoltà, però vedo delle... Ci sono due ragazze, piccole tifose, che vogliono venire a fare un saluto. Venite ragazze. Prego. Come vi chiamate? Zara. Daniela. Cosa ne pensate di questa partita? Potevano fare di meglio. Potevano fare di meglio. Sì, il pareggio c'è un poco, come dire, c'è un po' l'entusiasmo. Sì, però sono stati bravi, anche se si sono persi molti gol. Perfetto, cosa ne pensate di questa stagione del Napoli? Deludente? Voi lo promuovete, lo bocciate? Cosa vi aspettate alla fine della stagione? Se si arriva in Europa o no? Beh, che dire, in un miglioramento, perché non stanno andando troppo. Non stanno andando proprio per niente. Sì. Direi di no. Ma nonostante tutto ce lo urlate un Forza Napoli? Sì. Vai. 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie ragazze, buona giornata, grazie mille, ciao. Comunque adesso chiedo anche a te cosa ne pensi di questa partita, di farmi una breve analisi. Sì, non abbiamo proprio parlato, no, a parte scherzi. Partita fotografia di quanto abbiamo visto quest'anno. Ottima produzione dal punto di vista offensivo. Realizzazione balbettante con Osimhen che sbaglia troppo davanti alla porta in 2 occasioni, lo stesso Piotr Zielinski è apparso quasi sufficiente, e non possiamo non considerare l'aspetto psicologico in partite del genere, non possiamo non considerare quanto ci hanno detto anche i tifosi, una stagione travagliata che inevitabilmente aggiunge a quelli che erano dei problemi che si creano poi giornata per giornata, mese per mese, e quindi sta a Calzona, o meglio stava a Calzona a provare a ricompattare un po' il tutto, a fornire ancora un'asticella che ad oggi non c'è, perché guardando la classifica gli azzurri effettivamente hanno bisogno di un miracolo per andare in Europa League, o almeno di battere tutte le dirette concorrenti che nelle prossime settimane faranno visita agli azzurri proprio allo stadio Diego Armando Maradona. Dal punto di vista offensivo dal punto di vista difensivo ancora una volta specchio e fotografia, perché si sbaglia in maniera singola, si difende coralmente, però poi arrivano degli errori, dei singoli che inevitabilmente vanno a penalizzare tutti gli altri. Ora l'altra volta, la scorsa è Juan Jesus, quella precedente Rachmani, quella di oggi Meret, la sostanza non cambia, si sbaglia troppo di singolo, si sbaglia di scelta, si sbaglia di decisione, si sbaglia di esecuzione, si sbaglia evidentemente anche di concentrazione. Dovuto forse a una non unione della squadra, magari lo spogliatoio è diviso, potrebbe essere una delle problematiche? Assolutamente sì, è un po' quello che dicevamo anche prima, se non si va verso un obiettivo è difficile poi andare nella stessa direzione. Uno dei meriti di Spalletti oggi presenti allo stadio Diego Armando Maradona è stato evidentemente questo, quel riuscire a tenere sempre alta la concentrazione, la sbavatura caratteriale dell'uno smorzarla, aumentare invece chi magari aveva bisogno di un incentivo. È stato perfetto, e infatti oggi lo stadio Diego Armando Maradona gliel'ha riconosciuto, un'ovazione, è stato inquadrato nei maxi schermi, il saluto dello speaker dello stadio Diego Armando Maradona, Decibel Bellini, e tutto lo stadio che sognava di rivederlo ancora una volta. Sogna la nazionale anche Matteo Politano, e credo che abbia fatto comunque un'ottima impressione al commissario tecnico. Sappiamo che mentre erano all'Inter non riceveva troppo spazio Matteo Politano, al Napoli si è alternato con Lozano, quindi idealmente non fa parte di quelle che sono le preferenze di Luciano Spalletti, però Eurogol la settimana scorsa, grande gol anche quest'oggi, ma un atteggiamento che possiamo dire essere tra i 2 e 3 che si è salvato e che è andato oltre la sufficienza del Napoli, ad oggi è chiaro che costituisce uno spunto di riflessione per noi, ma soprattutto ce lo auguriamo per Luciano Spalletti. Concordo fortemente con te, credo che Politano sia uno dei pochi che stia tenendo l'asticella alta.
è continuativo, fa il suo, lo fa molto bene, lui come Lobotka e come penso nessun altro ad oggi all'interno, forse Kvara, Esatto. ecco. Metterei loro tre tra i 3 promossi, non a pieni voti, però una sufficienza abbondante io gliela darei questa stagione. Io chiederei invece a Ciro Novellino se è pronto per venire a fare 2 chiacchiere con noi, o se non altro per unirsi a questo piccolo salottino che abbiamo imbastito allo stadio Diego Armando Maradona, chiedendo anche lumi allo stesso Vittorio Bernardo. Intanto allarghiamo quello che è il nostro discorso a quello che è un piazzale semideserto, però tuttavia noi possiamo comunque soffermarci in attesa di Ciro nel commentare anche un po' quelle che sono state le prestazioni dei singoli. Tra l'altro doppietta di Khedira oggi. Avevamo sentito, La beffa. Evidentemente ha portato fortuna lo stesso Khedira, la prossima volta li contattiamo nel post partita. Esatto. A parte scherzi, il valore di Khedira non credo che lo scopriamo oggi, lo dicevamo anche in settimana, l'abbiamo detto anche nel pre-partita, è un calciatore che ha delle caratteristiche comunque importanti, sia fisiche, anche tecniche abbiamo visto, ottimo in area di rigore con i suoi movimenti, rapace nella prima occasione da gol, poi tramutata effettivamente dai Ciociari, è assolutamente ottimo e tecnicamente di testa e dal punto di vista tattico nel realizzare il secondo. Possiamo dire che anche un po' pensare ai gol di Khedira ci fa pensare anche un po' a quella che è la buona stella quest'anno che manca, perché cosa succede? Nel primo tempo, o meglio nel primo gol, Meret sbaglia chiaramente in appoggio e tutti lì a dire: dove sta scritto che bisogna ripartire sempre bassi? Dove sta scritto che bisogna palleggiare nella propria area di rigore? Questa è un'ingenuità. Calzona chiede troppo evidentemente ai calciatori, bisogna all'occorrenza anche andare alti. Benissimo, una critica che chiaramente ci può pure stare, ma che forse viene smentita dallo stesso secondo gol realizzato dal Frosinone, perché parte da un'azione identica. Esatto. Frosinone che pressa il Napoli nella propria area di rigore, a differenza del primo gol incassato, in questo caso gli azzurri vanno alti. E cosa succede quando si va alto? Che nell'80% dei casi la becchi, nel 20% dei casi la becchi, nell'80% dei casi la lasci all'avversario, che la prende di testa, che la può giocare e che eventualmente può anche riaggredirti, come ha fatto, portando poi il tutto sul fondo con un cross realizzato dallo stesso Khedira. Quindi è d'obbligo notare come manchi anche quella famosa buona stella della quale parlava lo stesso Mourinho l'anno scorso, con qualche sorrisetto in più. Beh sì, senza ombra di dubbio il Napoli quest'anno non sta vivendo momenti fortunati, a prescindere dall'andamento discontinuo e non convincente. Sicuramente manca anche un po' quel pizzico di fortuna. Mi viene in mente oggi il tiro di Osimhen che ha sfiorato proprio il palo da solo, porta lui e il portiere, praticamente una prateria e sfiora il palo. Lì è fortuna anche. Ovvio, sta anche nella tecnica del calciatore, però ti rendi conto proprio di come ci siano annate fortunate, come potrebbe essere quest'anno anche l'annata dell'Inter, nonostante stiano facendo un campionato assurdo, stanno giocando benissimo, ci si mette anche un pizzico di fortuna, come lo è stato anche l'anno scorso per il Napoli. Direi di concentrarci anche su quelli che sono, ripeto, i profili che sono distaccati in positivo e in negativo. Meret ad esempio ci dà da parlare probabilmente per un dolce amaro, giorni, perché mentre da un lato neutralizza un rigore e sottovalutato anche l'intervento nel finale, almeno finché sono riuscito a vedere, ho cominciato a preparare la diretta a partire dall'85esimo. Fa un intervento di anticipo a pochi centimetri dalla linea di porta spettacolare, di grande riflesso, da grande portiere.
purtroppo al tempo stesso poi pecca in palleggio, e quindi poi chiaramente un po' tutti i tifosi si sono divisi. Ora, come raccontare la gara di Alex Meret da montagne russe? Semplicemente raccontando quello che è il suo score anche nelle stagioni in cui è stato a Napoli. È andato un po' ad alti e bassi, non è stato un portiere sempre e comunque costante, certo non sempre soltanto per colpa sua. Ha dovuto anche avere la concorrenza di persone e portieri, colleghi molto esperti. Per esempio, quando c'era Spina era palese come ne soffrisse. Quando c'è un'alternanza tra portieri è inevitabile che quello più grande la riesca a subire meglio e la riesca a sopportare meglio rispetto a quello giovane. Beh, sicuramente Meret non è mai stato un portiere continuativo, poco ma sicuro, ma quest'anno mi viene da non incolparlo, perché come è discontinuo lui è discontinuo anche la squadra. Quindi Meret oggi para un rigore, fa qualche errore sui gol subiti, però ragazzi, d'altronde la squadra quest'anno questo ha dimostrato che può fare 10 minuti come a Monza e fare il Napoli campione, e poi fare altre partite come contro l'Atalanta in cui crei 6 occasioni e non ne metti a segno una. Quindi mi sembra ingiusto condannare Meret, che in questo Napoli fa il suo. Assolutamente sì, è ingiusto andare a criticarlo. Intanto chiedo ancora al nostro Ciro se è riuscito a finire la scarpetta, perché giustamente nel prepartita Pasquale Cacciola diceva sta mangiando il ragù. No, perché Ciro sta facendo la chetogenica. Anche la scarpetta. No, sta facendo la dieta chetogenica, quindi è dieta, perciò dubito che faccia la scarpetta. Sì. E allora chissà come la va a fare la scarpetta il nostro Ciro Novellino. Lei, prego, venga. Venga. Perché tutto quello che ho detto stamattina ha dato tutto al vento. Quindi dobbiamo dire la stessa cosa oppure dobbiamo dire cose diverse? Sono proprio arrabbiati. Un'analisi. Siamo arrabbiati. Lui è venuto da un terremoto vicino, perché sta via Pisciarelli, proprio giù ad Agnano, dove il terremoto già eravamo tutti elettrizzati, giusto? Super elettrizzati. Io che sto all'8° piano ad abitare pure ero tutto scampogliato e ho cercato di dare un po' di allegria, ma questa allegria onestamente in questo momento io non ho mangiato. Su di giù, perché si è chiuso lo stomaco. Con questo caldo però consiglio di mangiare qualcosina, perché siccome faccio 81 anni domani, volevo un bel regalo da Napoli, che il Frosinone. Fare gli auguri. no, grazie, li facciamo domani in diretta, grazie. glieli facciamo, perché porta sfortuna farli prima. Sì, importante che sono arrivato a 81, mo quello che succede per me, come si dice, è un successo quello che ho fatto. Quindi mi dispiace per questo Napoli, ma pure sto calzone, che a me il calzone non mi è mai piaciuto, mi è piaciuto sempre la margherita. È giusto? E quindi ho fatto una battuta per sdrammatizzare sempre. Però io dico, tu vedi che sulla fascia Mario Rui sta affannando, ma ci stanno dei giocatori che possono giocare, ma quel povero Simeone che non riesce a fare più una partita, quel Raspadori che friggeva sulla panchina, e vedevo pure Loboto che non mi fa un tiro in porta. Loboto, che io ho detto stamattina tirate da fuori area, finalmente Politano ha tirato di nuovo fuori area, però poi dopo si è fermato tutto. Direi che tra sinistra e destra anche Di Lorenzo ha fatto molta fatica oggi, sono partite che... Mi dispiace per Di Lorenzo, ma lo vedi che affanna, lo vedi, perciò che stu calzona, pure lui, poverino. Dici tu, magari metti Mazzocchi al posto di Lorenzo, fai fare qualche minuto. Al posto di Mario Rui, era stato ammonito. Sì. Dovevi toglierlo, anche perché era in difficoltà, affannava, ma come pure il centrocampo, non sanno fare un passaggio filtrante, né Canghissà né Lobotka, non alzano una testa e mettono un pallone in aria per un passaggio filtrante per i compagni, cioè questi non sanno proprio giocare a calcio. L'anno scorso giocavano di prima, un tocco solo di palla e allora andavano tutti quanti in pressione, e nell'area avversaria c'erano più giocatori del Napoli. Beh, però è chiaro che il Napoli non è più quello dell'anno scorso, l'abbiamo visto già da aprile dell'anno scorso. Esatto. Già da allora siamo partiti che erano scoppiati, già si vedeva. È l'unica cosa da fare, perché il presidente ha fatto un grandissimo errore, doveva vendere subito. Quando si vince uno scudetto, questi qua ormai non sono abituati a vincere, quindi bisognava cambiare subito e trovare qualche altro giocatore con uno stimolo un pochettino più forte, più
viene Conte, ma se non piglia i giocatori, Conte dopo 4 settimane se ne va pure lui. Beh, credo che se dovesse venire Conte, Aurelio faccia anche un parterno adatto all'allenatore. Vorrei dire una cosa così a De Laurentiis la butto là, ma perché non si piglia tutto il Manchester City assieme a Guardiola, Haaland, De Bruyne, si piglia tutta la squadra e se la porta a Napoli? Beh, questa è un po' utopia però, dai. Bellissimo, vai, Stiamo sognando in grandissimo. Perché pigliamo Conte e Conte magari deve scegliere lui dei giocatori magari che hanno uno stimolo maggiore. Ma sicuro avverrà, nel caso in cui dovesse venire Conte, penso abbia un via libera su qualche giocatore. Ma però questo campionato finiamolo bene, dai, porca miseria. Anche perché onestamente oggi terremoto, stavano 50.000 persone qua sopra con il terremoto, cioè questi qua devono essere, io devo essere rispettato, lui deve essere rispettato, noi portiamo i soldi, abbiamo l'abbonamento. Cioè, ma non possiamo vedere questo obbrobrio, perché è un obbrobrio in mezzo al campo. Quindi non salvate nessuno? Ma per l'amor di Dio, e chi salvi? Io ho salvato solo Politano perché ha fatto un gran primo tempo. Politano, Kvaratskhelia? Allora, un'altra cosa, non so se avete notato, Kvaratskhelia non ha ricevuto un passaggio. Kvaratskhelia è andata avanti e indietro, non ha ricevuto un passaggio, non ha avuto un passaggio, non si capisce per quale motivo, non si sa. Probabile divisione nello spogliatoio, c'è qualcosa che non va a livello di spogliatoio a questo punto? Certamente noi non siamo nello spogliatoio, non lo possiamo sapere. Ho notato che Rachmani con Meret ha fatto segno, esci che io te la palla te la do, invece l'ha buttata in angolo. Sulla linea laterale. Quindi ci sono ci stanno come si porca degli attriti. Onestamente in certi momenti Meret potrebbe pure uscire e creare magari un po' di sicurezza maggiore ai difensori. Non possiamo sapere se c'è un attrito o non c'è un attrito. Certamente quello che è capitato quest'anno, una squadra che vince lo scudetto lo stravince. A me già da aprile si vedeva che erano calati. È impossibile che giocate così. Cioè è vero che Spalletti vi faceva giocare in un determinato modo, tutti vicini, quindi gli errori non si vedevano, ma già i difetti comunque si vedevano, chi ne capisce di calcio e vedeva, comunque i difetti... Già capiva che c'era qualcosa che... stavano i difetti. Peccato, perché pure Osimhen non era talmente calmo perché quella palla avanti al portiere. Quella di cui parlavo io. Lateralmente, tutta aperta, va a tirare sul lato del portiere, poverino pure lui. Vabbè ragazzi, io ci penso sempre... che possiamo rimontare e andare in Champions un'altra volta. Speriamo, dai. Auguri sempre e sempre Forza Napoli! Grazie ragazzi, grazie mille. Fa niente, la voce per urlare Forza Napoli c'è sempre. Vabbè, quello sempre. Ecco, grazie mille. Volevi dire qualcosa? Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Giona e sono venuto dal Veneto. Sono venuto dal Veneto fino qua perché ieri era il mio compleanno. Auguri. Grazie. E ho compiuto 14 anni e la partita non è stato un granché, però io sono contento perché era la mia prima volta al Maradona e sempre l'emozione c'è stata. E la squadra non è più quella dell'anno scorso, ovviamente, come hanno detto anche loro, si capiva da sempre. E io vorrei salutare i miei amici, anche Jacopo e Raffaele. Ciao! Giona, dimmi una cosa, una domanda veloce, chi vorresti vedere l'anno prossimo sulla panchina del Napoli? Con te mi piacerebbe, però non so se Aurelio spende tutti quei soldi. Ci vuole un Forza Napoli? Forza Napoli! Ciao, grazie mille. Vai, ragazzi, vai. Prego. Ciao, come ti chiami? Enrico, cosa ne pensi? 18 anni. Codice fiscale? No, cosa ne pensi di... Milanista, fate la domanda Come come mi stai facendo fare? Un parere esterno. Dare un parere oggi... Allora, dammi un parere esterno su questo match. Un parere esterno su questo match. Ultimamente il Napoli non sta dando i risultati dell'anno scorso e quest'anno appunto abbiamo la conferma. Non so a chi dare un po' la colpa, giocatori, allenatori, non lo so. So solamente che non c'è più la voglia e la grinta che aveva questo Napoli dell'anno scorso. Tu salveresti qualcuno da esterno in questo Napoli? Allora io direi di sì.